Io sono Andrea Pellizzari, ecco, forse questo mi aiuta, un bel sottotitolo. Sono Andrea Pellizzari, sono stato inviato dalle Iene per molti anni e oggi sono qui per parlare insieme ai nostri ospiti che vi presento immediatamente. Sono Ascanio Dorozera, segretario generale dell'ACI Automobile Club d'Italia. Buongiorno, grazie per averci ospitato. Poi Domenico Chianese, il presidente di Ford Italia. Antonio Affinita, direttore generale Moge, l'ho detto giusto, l'ho visto, Movimento Italiano dei Genitori. Giordano Piserni, presidente ASAPS, Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, e siamo qua per parlare di sicurezza stradale. Perché sono qua io? Perché pochi lo sanno, ma ho vissuto molti anni nel mondo della notte, perché sono un DJ, e quindi ho avuto, come credo tutti voi, sicuramente qualche amico che è rimasto coinvolto in qualche incidente. Io purtroppo ho perso molti amici e molti colleghi a causa degli incidenti stradali, e oggi parleremo sì di sicurezza stradale, quindi di questo grosso problema. Dovete sapere che la principale causa di mortalità dei giovani dai 18 ai 24 anni sono proprio gli incidenti stradali, quindi è veramente una tragedia e soprattutto è una strage quella dei giovani sulle strade. Ci sono i rimedi? Ci sono dei rimedi, ci sono anche delle buone notizie, avremo dei dati confortanti che vi illustreremo oggi, vi racconteremo delle cose che sono uscite dalle indagini fatte da Ford, scopriremo delle cose che i genitori credono fondamentali per la sicurezza stradale dei loro figli. Ci sono insomma un po' di cose che conosceremo, ma soprattutto, oltre allo studio Ford che appunto ha riscontrato che la maggior parte dei giovani guidatori europei ammette di superare i limiti di velocità e di distrarsi al volante a causa di cibo, bevande e soprattutto il telefonino, abbiamo un'iniziativa della Ford Motor Company che lancia in Europa oggi un'iniziativa ormai super premiata e importantissima, che è il Ford Driving Skills for Life, di cui parleremo oggi, con un investimento di 1,5 milioni di euro, quindi coinvolgerà praticamente con il progetto pilota 5.000 giovani neopatentati, e poi proseguirà questa iniziativa anche grazie al web. Avremo uno sviluppo molto ampio nei prossimi anni, un'iniziativa che viene lanciata oggi contemporanea in tutta Europa. Quindi oggi voi siete qua, ma nelle altre sedi in Spagna, in Francia, in Inghilterra, eccetera, sta succedendo la stessa cosa. Quindi questo progetto europeo su cui Ford punta tantissimo è un progetto importantissimo perché riguarda proprio la sicurezza stradale dei giovani.